Buongiorno da Strasburgo, dove si sta svolgendo la settimana di plenaria del Parlamento europeo. Per noi italiani sono giornate particolari che seguono le elezioni politiche dello scorso 25 settembre e per noi deputati del Partito Democratico sono giorni ancora più delicati, perché siamo pronti a ripartire sempre con il simbolo, i valori e gli obiettivi che dal 2007 ci uniscono. Essere democratici oggi è più che mai una responsabilità eccezionale. Lo è nel tempo che viviamo in Italia e nel contesto internazionale, dove le democrazie sono ovunque in crisi, dove i diritti rischiano la regressione, come ci dimostrano le coraggiose donne iraniane che stanno manifestando nelle piazze. Siamo al fianco di queste giovani che lottano per la libertà da un regime autoritario e brutale. Ne abbiamo discusso anche in aula e abbiamo chiesto una risposta decisa da parte dell'Unione Europea perché si schieri contro la polizia morale anche con ulteriori sanzioni, se necessario. La battaglia di queste ragazze deve essere la nostra battaglia. Le donne pagano un grande prezzo anche nel conflitto scatenato da Putin in Ucraina. La guerra continua aprendo scenari difficili anche nel campo energetico. Nel corso della plenaria la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato i risultati raggiunti, come la riduzione del consumo europeo di gas del 10%, il taglio drastico dell'importazione di gas dalla Russia dal 41 al 7,5%, la tassazione degli extraprofitti per sostenere chi paga maggiormente il costo di questa crisi e gli stoccaggi, che sono già al 90%. Ma serve anche un altro impegno. Dobbiamo spingere per una riforma strutturale del mercato dell'elettricità, discutendo un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Auspichiamo acquisti congiunti di gas, il potenziamento di REPowerEU con ulteriori finanziamenti comuni che permetterebbero a tutti gli Stati europei di accelerare gli investimenti necessari. Questa settimana, inoltre, è stato trovato un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, l'8º dall'inizio della guerra. Questo pacchetto prevede, tra le altre cose, un tetto sul prezzo del petrolio importato dalla Russia e nuovi divieti di importazione di merci, tra cui componenti tecnologiche ed elettroniche. Queste restrizioni dovrebbero privare la Russia di 7 miliardi di euro di ricavi ogni anno e colpirebbero soprattutto l'industria bellica russa. L'Unione Europea non si ferma e continua insieme la battaglia in difesa delle libertà e dei diritti umani.